Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto per questo lunedì 25 marzo 2019, ferma la Serie B, si è giocato invece in Serie C, 2 vittorie e 2 pareggi, ha vinto il Catanzaro, è tornato alla vittoria il Catanzaro per 3-0, ieri si è riscattata la squadra di Gaetano Auteri, il Rende che vinceva per 3-0, 3-1, poi è pareggiato 3-3 e c'è stato il pareggio in trasferta a Viterbo della Vibonese per 2-2, insomma tanti gol ieri in Serie C, li vedremo tutti, li vedremo con i servizi che hanno confezionato dalla redazione sportiva. Dicevamo in Serie B c'è stato un turno di riposo, si riprenderà sabato prossimo, il Crotone che giocherà a Carpi alle 15 sabato dicevo, e il Cosenza ospiterà in casa il Palermo sempre alle ore 15. E dopo il primo stacco pubblicitario avremo una diretta telefonica con il Corriere dello Sport, con la redazione di Palermo, col collega Salvatore Geraci che segue ormai da una vita il Palermo Calcio. Parleremo di quelle che sono le condizioni della squadra, ci sono molti giocatori del Palermo che sono in giro con le varie nazionali, compreso il capitano Nestorowski con la Macedonia. E insomma, di tutto e di più. Vado subito a presentarvi gli ospiti. Grazie a Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud. Grazie a voi, buona serata. Abbiamo con noi l'allenatore del Rende Calcio Francesco Modesto, con lui parleremo di questa squadra giovane, di questa situazione. Il Rende vince sempre, propone un ottimo calcio, l'abbiamo sempre sostenuto nella nostra replay, poi è un periodo di tempo che di punti per la verità ne arrivano poco. E poi anche grazie al nostro compagno di viaggio ed avventura Aldo Cennamo che torna con noi, si è preso anche lui una pausa, caro mister, no? Perché ogni tanto fa le pause, ne va a Roma, se ne va di qua, pure io sono stato a seguire la nazionale, però sono tornato. Io t'ho visto qui. Sono tornato, io ho visto un grande Quagliarella, mi dicevano stamattina, ma ti piace come attaccante? Per me il migliore attaccante che c'è in circolazione non solo in Italia ma anche forse in Europa. Come ho visto attaccare gli spazi a Quagliarella, ti devo dire la verità, qualcosa di impressionante. Ciccio, anche a 36 anni uno può dire la sua, o no? È così? Sì. Benissimo, allora io vorrei dirvi solamente una cosa, che è stato con noi il centrocampista del Cosenza Daniele Sciaudone, è dovuto andare via perché c'è la ripresa della preparazione, lo dicevo, il Cosenza sabato prossimo incrocerà il Palermo al Marulla e Daniele Sciaudone ci ha rilasciato un'intervista in esclusiva, 4-5 minuti che andiamo subito ad ascoltare. Cenzo Leonetti in regia, Michele Cava alla camera e poi Giuseppe Costanzo alla messa in onda insieme a Luca Chita. Allora andiamo ad ascoltare in esclusiva Daniele Sciaudone, grazie. Daniele Sciaudone, ci sono stati dei contatti già la scorsa estate per arrivare a Cosenza, il matrimonio non si è fatto invece nel mercato invernale. Che città ha trovato, che ambiente ha trovato, che spogliatoio ha trovato, che squadra ha trovato Sciaudone? Buon pomeriggio a tutti, beh sì. È vero, c'erano già stati dei contatti quest'estate, però purtroppo non si è concluso nulla e fortunatamente sono riuscito ad arrivare nella sessione invernale, sono veramente contentissimo, ho trovato una città devo dire davvero bella, non pensavo, invece veramente mi sto trovando molto bene, il centro è veramente meraviglioso e anche i posti nei dintorni sono fantastici e li sto scoprendo adesso pian piano. Ovviamente per non parlare della gente che si è rivelata molto disponibile, calorosa allo stadio, e non sicuramente in secondo piano la squadra, lo spogliatoio, sono riuscito subito a integrarmi con i compagni e mi sto trovando molto bene e credo che anche i nostri risultati dicano questo. Braglia che tipo di allenatore è? Ma è un mister molto esigente, ci chiede molto durante tutta la settimana, dobbiamo stare sempre concentrati sul pezzo, ovviamente l'obiettivo primario è la salvezza e dobbiamo raggiungerla il prima possibile, quindi non dobbiamo più sbagliare le partite che stanno arrivando, che sono una più importante dell'altra.
Il Cosenza è una squadra duttile, riesce a cambiare pelle in corso di gara, il sistema di gioco inizialmente 3-5-2, 4-3-3, 3-4-3, a volte insomma è una squadra, dicevamo, camaleontica. Ecco. Sciaudone dove si trova meglio? In un centrocampo a 3, un centrocampo a 2? Ma sicuramente nasco in un centrocampo a 3 come mezzala, quindi è lì che mi trovo più a mio agio per avere più libertà di manovra, di inserimento, di movimento. Ovviamente ho giocato tantissimo anche in un centrocampo a 2, ho giocato a 4 anche largo, quindi ho giocato in tante posizioni nella carriera, mi è stato richiesto tante volte anche dei sacrifici fuori ruolo, non è questo un problema. Comunque credo che questo per noi sia un plus in più di poter appunto cambiare modulo, forma in base anche agli avversari o alle nostre necessità, quindi continuiamo a lavorare anche su questo perché ci porta dei benefici. Centrocampista col vizio del gol, 3 gol con la maglia rosso-blu, insomma i tifosi hanno gradito e non poco. Sì, dai, e un annullato tra le altre cose. Qualche gollettino durante i miei anni l'ho fatto, più o meno sempre una media di 4-5, a parte un po' gli ultimi 2 anni dove sono un po' calato sinceramente, però niente, sono contentissimo di essere arrivato, di aver subito realizzato questi gol che hanno portato principalmente punti e quella è la cosa più importante. Poi niente, c'è stato subito questo affetto con i tifosi, con l'esultanza, con tutto quanto, quindi sono veramente contentissimo. I giornali nazionali specializzati, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport e anche Tutto Sport hanno fatto un'inchiesta sulla bassa classifica. Cosenza e Salernitana per il momento sono fuori con i loro 34 punti. Ecco, come vede Sciaudone la lotta per la salvezza? Sicuramente sarà dura per tutte quante. Noi per ragioni credo numeriche ci hanno un po' lasciato fuori, ma siamo ancora lì, il nostro destino dipende ovviamente soltanto da noi, dalle partite che passano in casa e dagli scontri diretti. Cerchiamo il prima possibile di salvarci e poi vediamo quello che succederà. Per quanto riguarda la lotta a salvezza è dura per tutte perché si può perdere e vincere con tutti quanti, in questo campionato ogni giornata l'ha dimostrato, quindi non bisogna lasciare punti per strada ma portare sempre a casa qualcosa per cercare di far muovere la classifica. La pausa di campionato è servita a cosa? Ricaricare le pile dal punto di vista sia fisico che psicologico per quanto riguarda il Cosenza? Sì, assolutamente, credo proprio di sì, anche per recuperare qualche infortunio, qualche giocatore che stava meno bene, ogni tanto diciamo ci vuole perché a livello soprattutto mentale stare sempre sul pezzo non è sempre facilissimo. Questa settimana diciamo è caduta proprio a pennello, ora abbiamo queste 8 finali di cui 3 subito in una settimana che decideranno molto del nostro futuro. Un'ultima cosa, arriva il Palermo, dopo il Brescia e il Pescara, una squadra che lotta per la Serie A, così come successivamente poi il Lecce, 2 squadre diciamo importanti, 2 squadre dal grosso blasone come il Cosenza. Partiamo da Cosenza-Palermo sabato pomeriggio al Marulla. Sì, sono e saranno partite tostissime, lo sappiamo, da una parte magari ci sarà più spazio, più possibilità di giocare rispetto a magari squadre di bassa classifica che tendono a chiudersi, però ovviamente questo comporta che hanno anche giocatori con altissimo livello tecnico e tanta personalità, quindi possono fare tutti quanti la differenza e bisognerà stare attentissimi tutti i 90 minuti, stare sul pezzo. La dimostrazione è stata anche con la partita con il Brescia dove abbiamo fatto una grandissima partita ma poi fisicamente siamo un po' calati e gli altri hanno avuto la meglio, magari anche un po' immeritatamente. Però diciamo sinceramente non temiamo nessuno, vogliamo affrontare tutte le partite nella stessa maniera, quindi una per volta cerchiamo di portare a casa più punti possibili. Il 7-0 del Lecce sull'Ascoli cosa ha significato? Niente, dai, significa sicuramente il Lecce è un'ottima squadra, è una squadra molto forte in casa, fa molto bene. L'Ascoli ovviamente ha trovato la partita peggiore della stagione, sono cose che un po' possono capitare, però credo che non bisogna abbattersi, anche se fosse successa a noi questo tipo di partita. È brutto ma può capitare, sarà stata una giornata storta, ci sono altre partite per poter recuperare
E quindi nel calcio, il bello del calcio è che una volta che c'è stata una partita, si sono commessi degli errori, c'è subito un'altra partita per poter dimostrare e recuperare. Quanti punti occorrono secondo Sciaudone per ottenere la salvezza? La salvezza per il Cosenza, il primo obiettivo, l'obiettivo primario, e poi cos'altro? Ma credo che 6 punti potremmo essere anche abbastanza tranquilli, anche perché comunque passerebbero appunto altre sperando di fare in 2 o 3 giornate, passerebbero appunto altre 2 o 3 giornate per gli altri e si riescono un po' a vedere l'andamento. Poi quello che può succedere succede, però ripeto, bisogna pensare partita per partita e portare a casa più punti possibili il prima possibile per mettere in sicuro la salvezza. Poi sai, sognare non costa nulla e magari giocare anche ancora più spensierati potrebbe essere un'arma importante. Un'ultima battuta sui tifosi cosentini, passionali, calorosi. C'è poco da dire, sono veramente meravigliosi, fantastici allo stadio, anche in trasferta non ci hanno mai mollato, ci hanno sempre incitato anche dopo delle sconfitte e quindi questo credo che per noi vuol dire tanto, perché riusciamo a dare quel qualcosa in più, la gente credo che lo vede, lo apprezza e quindi tutti insieme credo che possiamo fare qualcosa di magnifico quest'anno, quindi speriamo che vengano in tanti allo stadio sempre a sostenerci anche in trasferta e niente, forza Cosenza. Ok. E allora, era Daniele Sciaudone, che ringraziamo, ci ha lasciato perché c'era l'allenamento, c'era la ripresa della preparazione dopo 2 o 3 giorni di riposo. Vittorio Scarpelli, cosa vogliamo dire? Facciamo un giro per questa intervista. Ragazzo abbastanza preparato, no? Si è spigliato davanti alle telecamere come in campo, è un bel giocatore, è un giocatore che ha fatto subito la differenza nel centrocampo di Braglia. Credo che nelle ultime gare fosse un po' in riserva, ma era fisiologico perché ha giocato 9 gare su 9, era arrivato un pochino in riserva, quindi questa pausa casca a fagiolo anche per gente come lui. Un giocatore fortemente voluto da Braglia, oltre che da Trinchera che lo conosce da tempo, era molto contento di questo acquisto Braglia e ne abbiamo capito anche il motivo. È quel centrocampista, quell'intermedio, per utilizzare un termine che va di moda adesso, che fa bene entrambe le 2 fasi, ha cattiveria sotto porta. Secondo me è un giocatore che io spero il Cosenza al termine della stagione, perché c'è un prestito secco al momento, possa provare, col Novara, diciamo, col Novara possa provare a trattenerlo, perché a mio giudizio fa il caso il Cosenza. Mister, tu conoscevi, mi dicevi, Sciaudone, sì? Sì, l'ho incontrato. Che impressione hai ricavato di questa intervista? Ha fatto dei passaggi importanti, ha detto partite in casa, ha sottolineato, mancano ancora 6 punti, il Cosenza ne ha 34, il calore del pubblico, la passione, tu insomma hai iniziato a Cosenza, quindi... È normale quando si parla di permanenza in questa categoria, è normale che vengono dette sempre magari fare vittorie in casa, dove tu c'hai tutto a tuo favore, il pubblico, la spinta, comunque c'hai tutto da dimostrare in casa. Fuori casa è sempre un po' più difficile magari andare a fare punti, però ormai nel calcio non esiste più in casa e fuori casa, ormai i punti si possono fare dappertutto. Però giustamente lui dice che in casa è dove la permanenza in questa categoria può arrivare prima possibile. Tu ne hai disputate un bel po' di campionato di Serie B, quindi sai la Serie B come va. Se si vincono 3 partite come ha fatto il Cosenza consecutive, ti ritrovi magari a rialzare la testa, altrimenti ti ritrovi giù. Vedi il Venezia per esempio ha cambiato allenatore, nonostante l'arrivo di Serse Cosmi, 2 partite in casa, 2 punti, insomma. Anche lì cominciano a mugugnare. I 3 punti sono micidiali, perché ti cambia tutto. Poi quando si fa il filotto è normale che ti puoi ritrovare subito in posizioni che magari non ti puoi aspettare, perché poi ci sono le altre squadre che comunque giocano e quindi magari c'è qualche scontro diretto, quindi riesci a mangiare non solo i 3 punti, riesci a mangiare altri punti che sono per te molto importanti, quindi è normale, vincere è la cosa migliore da fare nel calcio. Aldo Cenno, ma allora che cosa mi vuoi dire di Sciaudone? Ho visto che sei stato molto attento all'intervista, i passaggi principali, quali sono stati secondo te? I principali sono questo suo modo anche di interpretare le partite, il modo di sapersi anche dal punto di vista mediatico comportare, il suo linguaggio, dà tranquillità, sicurezza, è un uomo d'ordine in campo, è uno che sa dettare i tempi di gioco,
è uno che sa fare gol, è uno che dà equilibrio alla squadra, è un giocatore che secondo me è completo. Io non lo conoscevo onestamente, per me è stata una lietissima sorpresa, era il giocatore che in effetti al Cosenza mancava. È chiaro che lui ancora butta acqua sul fuoco perché ci sono ancora 6 punti da conquistare, come lui ha detto, io penso qualcuno in meno, 38-39. Vabbè, diciamo che a 40 siamo a 40, matematica, arrivare a 40. I punti bisogna farli, come diceva il mister, sia fuori casa che in casa. Ormai il calcio moderno ti consente di farti a pescare. Tutti pensavano che il Cosenza fosse la vittima sacrificata, invece il Cosenza ha rischiato di vincere se l'arbitro ci avesse concesso quel rigore netto, perché anche sugli arbitri poi dovremmo dire qualcosa. Per cui questo centrocampista secondo me è necessario immediatamente vedere se si può riproporre per il prossimo anno, avendo, come diceva Scarpello, un contratto mi pare fino a giugno. Sì, in prestito. Per cui, e quindi è un giocatore che io penso che sia un giocatore che mancava al Cosenza, e questo giocatore fa spogliatoio. Fa spogliatoio. Benissimo. Poi l'appannamento ci può stare, 9 partite, appena arrivato, è sceso in campo, ha fatto 2 o 3 gol. 3 gol e una adesso annullata. la pausa gli è servita anche a lui, rifiatare significa avere un uomo che secondo me nelle 8 partite che rimangono sarà l'uomo decisivo per il Cosenza. Ok, grazie ad Aldo Cenno, ma allora ho già ricordato che si è giocato l'infrasettimanale, la partita che, caro Vittorio, era stata sospesa per quel giocatore che era caduto male, ricoverato, mi riferisco al giocatore del Lecce, Scavone, e si è recuperata questa gara tra il Lecce e l'Ascoli, è finita 7-0, veramente un punteggio tennistico se non oltre. Allora andiamo a vedere la classifica generale della Serie B dopo questa gara, perché il Lecce si è portato ancora più avanti, il Lecce 48 punti, al comando c'è sempre Brescia 50 e con la nuova classifica Palermo 49, il Lecce 48, poi Verona 46, Pescara 45, Benevento 43, Perugia 41, Cittadella e Spezia 40, poi Salernitana e Cosenza 34, Ascoli che è rimasto fermo a 32, la squadra è stata portata in ritiro. Così ha deciso il Presidente, 31 punti per la Cremonese, 30 Livorno, 28 per il Venezia, 27 per il Foggia ed il Crotone, 23 per il Padova, 22 per il Carpi. C'è una dichiarazione del Presidente del Carpi insieme a Castori, l'allenatore, dice a noi, dovremmo fare di tutto, mancano 16 punti, come se fosse facile nelle ultime 9 partite, dice, per arrivare a 38 e giocarci la Serie B, 22, 16, 38, no? Quindi il Carpi come media, caro mister, danno 38, Sciadone da 40, 38 probabilmente per i play-out, perché diventa difficile per tutti, diventa difficile, abbiamo visto la classifica generale, Venezia, Cremonese stesso che rischiano, il Crotone nonostante si stia rialzando. E dimmi qualcosina del Crotone, perché poi alle 3:30 sentiremo il collega di Palermo e poi naturalmente daremo spazio nella seconda parte a quella che è stata la Serie C, gol, la bella vittoria appunto dicevo del Catanzaro, ma anche la bella vittoria della Regina sul Catania per 3-0. Te la parola? No, è un campionato sempre duro, perché comunque la Serie B sia per vincere il campionato, sia per andare nei playoff, chi gioca per la salvezza, è un campionato tosto, perché prima il Sciaudone diceva che si può perdere con tutti e si può vincere con tutti, ma la Serie B è così. La Serie B magari il Carpi potrebbe andare a fare il risultato contro il Brescia che è primo in classifica e perde magari uno scontro diretto. Perché, guarda caso c'è Carpi Crotone sabato. E quindi è così in Serie B, perché comunque il livello diciamo che è molto livellato, di giocatori parliamo, no? Poi è normale che il Brescia si trovi in prima in classifica perché c'ha il capocannoniere della Serie B, che è Donnarumma, che ha 23 gol, avendo pure una fase difensiva molto buona, quella del Brescia, però ci sono 4-5 squadre che sono molto vicine per vincere il campionato, quindi anche lì sopra è una lotta. Sta accelerando alla grande. È una lotta anche chi per vincere il campionato, è la stessa cosa, la bagarre lì in mezzo è vediamo di nuovo dura. la classifica generale. Enzo Leonetti, vorrei vedere, come diceva mister Modesto, la bagarre per quanto riguarda le zone basse della Serie B. Vediamo questa classifica, così poi la mettiamo a fuoco insieme anche a Vittorio Scarpelli
e ad Aldo Cennamo. Allora, dicevamo della classifica di Serie B, se l'abbiamo nuovamente la videata, eccola qua, grazie a Enzo Leonetti. Dicevamo Carpi 22, fanalino di coda, Padova 23, molti danno ormai, diciamo, queste due squadre con un piede in Serie C. Poi c'è questa lotta serrata perché il Crotone ha 27 punti insieme al Foggia, che ha cambiato la scorsa settimana allenatore, è tornato Grassadonia, dicevo 27, poi c'è il Venezia 28 punti con Serse Cosmi, anche lì hanno cambiato allenatore, ma al momento le cose non sono invece cambiate. Livorno 30, forse il Livorno è la squadra che in questo momento sta facendo meglio delle altre, Vittorio, perché poi c'è questo diamante in più. Cremonese così 31, Ascoli dopo questa botta di 7-0, possiamo tornare in studio, non so dal punto di vista meramente psicologico come reagirà la formazione di Vivarini, che è andata in ritiro già dopo la sconfitta. Beh, hai detto una cosa secondo me giusta, è che io credo che l'Ascoli è una delle squadre che resterà coinvolto fino alla fine. Una partita del genere non si smaltisce in poco tempo, tra l'altro si torna a giocare praticamente subito, perché è come se loro la pausa non l'avessero proprio fatta. Il Cosenza è messo nella terra di nessuno, diciamo. Insieme alla Salernitana. Non ha grosse preoccupazioni a mio giudizio, però probabilmente neanche può avere grosse ambizioni. Intanto mai come stavolta bisogna davvero pensare partita in partita, non è semplicemente un modo di dire, perché se il Cosenza dovesse vincere col Palermo, a mio giudizio gli mancherebbe davvero pochissimo per salvarsi. A quel punto, perché no, tentare, come diceva stamattina anche Mutti nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Gazzetta del Sud, tentare qualcosa in più, tentare di andare oltre. Chiaramente non siamo così sciocchi da pensare che la salvezza sia già stata conquistata. Giusto. Però guardare in alto, magari dopo aver fatto qualche punticino in queste partite, penso che sarebbe anche lecito. Conoscendo Braia non è un allenatore da 0-0, è un allenatore qualcosina che se sul gioca. Crotone me lo dice, che poi volevo sentire anche gli altri sul Crotone, perché con Stroppa nell'ultimo periodo si è ripreso. Dopo il 3-0 sul Palermo c'è stato il pari di Padova, poi il pareggio in casa, eccetera. È un po' discontinuo ancora, sta cercando di trovare la sua natura, perché non dimentichiamoci mai che questa comunque era una squadra che lo scorso anno per gran parte militava in, ha avuto un contraccolpo abbastanza pesante dopo il girone d'andata. Non sarà facile tirarsi fuori, però di sicuro, avendo un organico di un certo tipo, ha più chance di molte squadre che hanno meno punti. Gli mancano 13-14 punti. Deve accelerare 27, parecchio. 13, 40. Sì, dovrà accelerare. E anche perché c'è lo sconto diretto a Carpi, che potrebbe vincere sabato. Secondo me è la partita decisiva. In caso di vittoria potrebbe portarsi in una situazione tipo il Livorno, di squadra che sta uscendo dalle secche. Sì. Okay. Sentiamo invece Ciccio sul Crotone. Come hai visto? No, penso che non sia l'ultima spiaggia quella di Carpi, sicuramente, perché il Crotone Vittorio diceva questo, in caso di vittoria 30 punti, respiri. È normale vincere a Carpi già da anche dal punto di vista mentale. Sì, è normale, però ci sono ancora tante partite da giocare. Il Crotone, secondo me, negli ultimi risultati ha fatto risultati ottimi, sì. Dove secondo me ha un potenziale di giocatori che possono fare veramente ancora un filotto importante. L'hai visto Vaisa, il difensore centrale nella Finlandia? Sì, che impressione hai ricavato? Questo ragazzo è giovane, Sono giocatori che comunque ci sono, però è bravo chi va a trovarli, quindi vuol dire che comunque i talenti ci sono anche, sì, Tursino, ci sono i talenti da andare a scoprire anche in questi paesi, e poi dopo è sempre un bel vedere, guardarli in televisione, perché sono buoni giocatori. Ristov d'altronde anche il Cosenza ha preso forse. Ristov che ha giocato con la nazionale bulgara Under 21, hanno perso 1-0, i due fratelli erano in difesa tutti e due contro l'Irlanda. Ok, allora Aldo ti do subito dopo la parola, perché ci chiedono la linea dalla regia. Restate con noi, dopo avremo il collegamento col Corriere dello Sport Stadio. Grazie, pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Replay, stavamo parlando della zona bassa della classifica. Nel frattempo prego e invito la regia a mettersi in contatto con il collega Salvatore Geracci della redazione del Corriere dello Sport Stadio di Palermo. Grazie Aldo Cennamo. Allora inquadriamo questa zona bassa della Serie B. Diciamo che
è una classifica per quanto riguarda il Cosenza, 34 punti sono un buon bottino, però non c'è la tranquillità. In queste 3 partite che faremo, durissime, Palermo, Lecce e poi in casa col Crotone, secondo me possiamo già vedere se il Cosenza arriva a 36-37 punti in queste 3 partite. Allora secondo me la partita è chiusa, perché poi noi abbiamo poi in casa abbiamo ancora lo Spezia e il Venezia, per cui diciamo siamo lì, insomma. Però Franco, bisogna assolutamente... Anche lì sono 2 partite importanti, spiego perché lo Spezia lotta per i playoff, esatto. Il Venezia per evitare poi la ci sono, per quanto Cosby riguarda poi non tutto è il semplice resto, come allenatore. Ci sono parecchi scontri diretti tra le squadre, tra le 8 squadre, perché ho letto anche sui giornali a tiratura nazionale che hanno fatto, il Cosenza e la Sanità l'hanno esclusa, hanno parlato di quelli che hanno 32 punti dall'Ascoli a scendere fino ai 22 del Carpi. Però Franco, io sono dell'avviso che partita dopo partita bisogna giocarsela, bisogna stringere i denti, col Palermo non bisogna assolutamente perdere, perché il Cosenza deve in queste 3 partite tenere a distanza quelli che gli stanno sotto. Ok, grazie ad Aldo. Dovremmo avere al telefono il collega Salvatore Geraci del Corriere dello Sport a Palermo. Pronto Salvatore? Ciao, sono qui. Eccomi. Grazie a te Salvatore, grazie per essere intervenuto. Come va? Come vanno le cose a Palermo, Salvatore? Ho letto le tue interviste in questi giorni. A Palermo però si vivono giorni abbastanza sereni sotto un certo punto di vista, perché non c'è stata più la pressione dei fatti societari. Da questo punto di vista la tensione si è notevolmente allentata. Cioè non si discute più la prendo io, la prendi tu, chi arriva, chi non arriva, domani scade, dopodomani c'è un altro, eccetera. No, non ci sono avvenimenti in giro, si aspetta ovviamente che la società venga ceduta perché non si creino complicazioni, però diciamo che c'è un margine di tempo, sia pure non enorme, per riflettere e per organizzarsi. È chiaro che l'infortunio di Falletti prima, che contro il Carpi era stato straordinario nei primi 45 minuti, ha fatto veramente delle cose incredibili, e poi la tegola di Cioccia per ridimensionare quello che è la possibilità di un turnover che sai nel finale di campionato è estremamente importante. Eh sì, infatti è importantissimo. E allora quindi è una situazione in stand-by, dicevi giustamente serena, gli stipendi sono stati regolarmente pagati, tutto a posto, perché insomma Palermo poi merita questo ed altro, per carità di Dio. Ho letto le interviste anche, hanno chiesto, ne parlavo con gli ospiti in studio che poi ti presenterò, l'intervista a Tony Sperandeo, poi è stato chiesto a Ficarri e a Piccone, mi sembravano a questo, insomma, non dico di bassa lega, però insomma, una società come il Palermo, onestamente. Beh, ma sai, lì l'amore per la città... Questo sì, per carità di Dio, per carità. Anche personaggi che magari sono fuori da certi schemi, no? E parlano con il cuore e alcune volte complicano anche le situazioni, no? Perché chiedono delle cose che magari noi vediamo in maniera molto, molto più difficile, più complicata. Allora, torniamo al calcio giocato. Io ho con me Vittorio Scarpelli, un caro collega giovane di Gazzetta del Sud, poi c'è l'allenatore che tu hai conosciuto del Rende, che ha giocato tanti anni in Serie A in B, Francesco Ciccio Modesto. Oh, come no, per Bacco, ci mancherebbe. E poi abbiamo il nostro opinionista Aldo Cennova. Cominciamo da Vittorio, vediamo se vuoi chiedere qualcosa al nostro collega disponibilissimo, sì, come sempre Salvatore. Buonasera innanzitutto. No, io vorrei... Ciao, io do a tutti del tu, per cui mi adeguo. Tu è lo stesso. Tanto. Grazie. Vorrei capire intanto se è già entrata in clima partita la squadra e che tipo di aspettative ci sono nei confronti del Cosenza, cioè che squadra si attende il Palermo? Guarda, intanto bisogna fare una premessa. La storia del Palermo quest'anno è stata parallela, nel senso cioè che mai i discorsi societari si sono frammessi a quelli della squadra. È stato bravissimo Stellone a isolare tutti. Foschi è stato anche lì uno dei protagonisti da questo punto di vista. È chiaro che se ne parla, è chiaro che c'è stato un momento in cui anche loro hanno subito l'onda delle chiacchiere e delle situazioni che pensavano si venissero a creare,
però sostanzialmente la squadra ha fatto un percorso a parte, per cui io ti dico che la squadra è già in clima Cosenza prima ancora che venisse questa settimana, cioè loro sono sempre in clima partita, perché sanno che non possono sbagliare, sanno di avere una squadra forte e sanno che solo in questa maniera possono conquistare la Serie A. Allora, Aldo Gemmi, vai Salvatore. Prego? Vai, continua, tranquillo. No, dicevo che per quanto riguarda come affrontare il Cosenza, molto dipende, è un'esperienza che ormai noi abbiamo visto quando Stellone opera, ce ne siamo fatti un'idea ben precisa. Lui comincia all'inizio della settimana a fare qualche movimento tattico, ma su per giù pensa a come si schiererà l'avversario, perché tante volte si è schierato proprio a specchio, e allora sai, dipende anche da come il Cosenza vorrà interpretare questa partita. L'ultima Palermo, insomma il Palermo l'ha giocata con un 4-4-2 abbastanza dinamico, perché aveva agli esterni due giocatori come Falletti e Traicoschi, che tutto sono tranne che due che difendano, insomma, e sono due portate più che ad attaccare. Ritengo che l'assenza di Falletti possa riportare il Palermo a una prudenza, a una certa prudenza, fermo restando che se il Cosenza gioca col 4-4-2 è difficile. Lui oppone la stessa. È difficile. Già ti posso anticipare. 5-2 è diverso. Già ti posso anticipare che il Cosenza in casa solitamente gioca col 4-3-3 con gli esterni Embalo, perché Embalo è con la Bassao Guinea e con Baez, e davanti Tutino potrebbe essere un tridente offensivo abbastanza come dire, leggero, oppure con un 3-5-2, bisogna vedere. Ultimamente hanno giocato in avanti Litteri e Tutino c'è sempre in questo, diciamo, reparto offensivo, in maniera come è partito sempre ultimamente dalla panchina. Quindi poi abbiamo avuto qui Sciaudone poco fa per un'intervista, insomma il Cosenza è bravo, caro Salvatore, poi a cambiare pelli, è una squadra camaleontica con Braglia. Tu ne avevi parlato bene anche nella partita di andata, ti aveva fatto una buona impressione il Cosenza rispetto alle altre, e poi le tue parole, insomma, si sono rilevate come in effetti ti eri espresso, per carità, perché mi avevi parlato del Venezia che non aveva destato una buona impressione, anche altre squadre, però il Cosenza dice effettivamente ha giocato a calcio, dopo l'1-1 poi hanno preso gol, se non ricordo male, da Puskás nei minuti finali, lì naturalmente è venuta fuori la migliore qualità della formazione rosanè. Guarda Franco, io, a parte il fatto che ovviamente Stellone poi potrebbe schierare un 4-3-1-2 o 2-1, insomma questo cambia poco, poi agli uomini per poter fare qualunque cosa. Io devo dirti la verità, che se il Cosenza avesse avuto quello che gli toccava, oggi sarebbe in zona playoff, perché la distanza in questo momento, 6 punti sono tanti, soprattutto se l'altra ancora ha riposato e tu devi invece riposare. Però il problema è che certi errori arbitrali sono stati talmente grossi e talmente lampanti. Io ho un debole per Cosenza, per cui è chiaro che... No, ma è la verità, Salvatore, la verità, gli errori arbitrali sono stati tantissimi, mica uno. Sì, lo so, oggi sarebbe lì, invece in questo momento in una terra di nessuno, ma secondo me il campionato non è finito, deve provare in tutti i sensi, qualunque situazione non va assolutamente tralasciata, perché è la forza di una squadra è quando si vuol far punti anche all'ultima giornata, anche se i risultati sono già praticamente compiuti, insomma. Aldo, senti, vuoi fare una domanda? Poi lasciamo libero il nostro collega Salvatore. Cioè, che nessuno mette in dubbio la forza di questo Palermo, assolutamente. Ci mancherebbe altro. Se li prendiamo singolarmente, la squadra, secondo me, una delle squadre più gran forti parte sono nazionali, che c'è in Serie B. Però, se noi dovessimo prendere per un istante la partita fatta a Crotone, si è visto che a Crotone il Palermo ha dimostrato alcune sue anche fragilità, soprattutto in difesa e a centrocampo. Certo, a Cosenza non sarà una passeggiata. Io credo che se il Cosenza giocherà come giocato per quei 70 minuti
con il Brescia sarà dura per il Palermo, e il Palermo dal catino del San Vito non uscirà, secondo me, con un risultato positivo. È una mia impressione, ma io sono un tifoso, quindi me lo consenta pure questo, dai. È un tifoso, Salvatore, il nostro opinionista è un tifoso. No, ma ho capito, ma dice delle cose assolutamente serene, non capisco che lui ci mancherebbe, non è che parteggia i tifi per il Cosenza e fa benissimo, però il problema è che è vero che se tu li metti uno contro l'altro il Palermo ha uno strapotere incredibile, come è anche vero che il Palermo ha sbagliato quest'anno in maniera clamorosa la partita di Cremona, dove c'erano le maggiori pressioni comunque sui fatti societari, e poi il primo tempo di Crotone, perché sai, se ti levi il primo tempo Crotone poi è una partita che ti può finire in tanti altri modi, però l'ha sbagliata, su questo non ci sono dubbi, quindi va a Cosenza tranquillo, no, va a Cosenza per fare una grande partita, perché sa che nessuno gli regala niente, ma su questo non c'è dubbio. Se il Palermo ha un limite è un po' il fatto che ogni tanto manca di concentrazione, dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori e dalla qualità dei giocatori, però credimi che sarà una è bella difficile per il Palermo, ma è difficile anche per il Cosenza, vero, perché bravo. questa è una squadra storniona che ha due possibilità di far gol, una la centra, insomma. Ok Salvatore, se dovessi venire a Cosenza sabato il mio numero lo conosci di telefono, quindi grazie, guarda, per me è sempre un piacere. Non ci sono problemi. Grazie, un saluto a tutti e grazie sempre di avermi chiamato. Grazie a te per essere intervenuto e per la tua disponibilità. Alla prossima, grazie. Allora, insomma, mi pare che poi Salvatore Geraci è uno molto equilibrato, è sempre stato così, lo ricordo ai tempi della Serie B, quando forse c'eri pure Tocic, veniva sempre qui da inviato insieme ad Alfredo Pedullar, Rino Cesarano, che salutiamo, che sono stati insomma gli inviati più importanti dell'epoca del Corriere dello Sport. Allora, vogliamo dire qualcos'altro su questa partita? Visto aggiungere qualcosa, noi andiamo subito a vedere. L'analisi è stata comunque abbastanza completa. Detto, è una squadra sornione il Palermo, se c'ha due occasioni sotto rete, una la sbaglia e una la fa. Ma poi giocatori di qualità, anche Braglia, lo sai, giocatori con la rete non ci puoi dire nulla. Lo sanno Dermaco, lo sanno i nostri difensori, lo sa il portiere Perina, studiano i calci di rigore eventualmente. Insomma. Ha parlato degli arbitri Ciccio, visto? Una persona che vive fuori, che è il caporedattore della sede di Palermo, ti dice: ma che cosa gli avete fatto agli arbitri? Non è possibile, il Cosenza avrebbe dovuto avere almeno 6 punti in più. È stato onesto, no? Te l'ha detto. Questo significa che anche dall'esterno gli errori purtroppo ci stanno, come sbagliano i calciatori, come sbagliano gli allenatori, sbagliano anche gli arbitri. Purtroppo uno non può mai pensare a malafede, sicuramente. Benissimo, e allora Enzo Leonetti, facciamo una cosa, andiamo a vedere i risultati della Serie C, così poi mandiamo il servizio e entriamo naturalmente in argomento Serie C. Va bene? Ok, allora dicevamo che c'è stata questa bella vittoria del Catanzaro 3-0, con lo stesso risultato la Regina ha battuto il Catania per 3-0, 3-3 del Rende sul neutro di Vibo Valencia, poi mister Modesto ci dirà se il Rende da qui a fine campionato giocherà in casa o no per via dei lavori della famosa rotatoria. Eccoli qua tutti i risultati della Serie C. Catanzaro batte il Sicola Leonzio di mister Torrente 3-0, Juvestabia Rieti e il posticipo, Monopoli Francavilla 1-1, Paganese e Casertana 2-2, poi faremo una chiosa sulla Casertana, caro Scarpelli. Potenza batte Bisceglie 1-0, Regina batte Catania 3-0, Rende Cavese 3-3, Siracusa batte Matera 3-0. Ancora mi mettono il Matera che è stato praticamente cassato dalla FIGC 3-0 a tavolino, e poi Viterbese Vibonese 2-2, è riuscita a pareggiare la Vibonese con un gol di Obodo sul rigore nella seconda parte della gara. Andiamo a vedere la classifica generale. Dobbiamo ricordare che la Juvestabia ha una partita in meno, comanda con 63 punti, con 61 il Trapani, 57 il Catania, 54 il Catanzaro, 46 il Potenza. Sto Potenza che mister? Insomma, è una squadra che... Una squadra seria, tosta, bravo, seria e tosta. Francavilla 42, anche Brunello Trocini, voglio dire, piano piano è risalito. Poi la Viterbese 41 insieme alla Casertana e al Monopoli, 40 per la Vibonese, così come per la Cavese, Sicola Leonzio 39, Rende 37, Regina 36. La Regina però ha avuto due punti prima, mi pare vittoria, più altri 6 di penalizzazione.
E poi abbiamo il Siracusa 29, Rieti 28, Bisceglie anch'esse 28, Paganese 13, il Matera non c'è più. E allora andiamo a questo punto a vedere il servizio sulla Serie C che ha confezionato il collega della redazione sportiva Gianluca Pasqua Leonetti. Grazie. Calabria amara per le siciliane, Catanzaro e Reggina si fanno un favore a vicenda battendo Catania e Sicula Leonzio. La squadra di Auteri si mette alle spalle le 3 sconfitte consecutive, regolando un avversario ostico che fino all'espulsione di Aquilanti ha tenuto teste giallorossi con un atteggiamento rinunciatario ma produttivo, grazie alle ripartenze veloci. Nella ripresa, il contatto tra il difensore siciliano e Bianchimano ha costretto gli ospiti alla inferiorità numerica. Il gol di Signorini, bravo a svettare di testa dal centro dell'area, ha rotto l'incantesimo da lì in poi per i padroni di casa. È stato tutto più facile. Con la Sicula costretta ad attaccare per rientrare in partita, Dursi e Fischnaller hanno trovato gli spazi giusti per confezionare la rete del raddoppio. Il tris è arrivato ancora sul calcio d'angolo con la deviazione di Fischnaller che ha beffato Pana. Diversa per dinamica la gara del Granillo, lo strapotere della Reggina ha sorpreso tutti, soprattutto il Catania, che non si aspettava un avversario così arrembante e determinato. Una foga agonistica che ha portato al vantaggio quasi immediato, siglato da Strambelli, autentico mattatore del match. Il primo tempo scivola via senza particolari sussulti, ma con gli etnei incapaci di creare situazioni di pericolo per la porta di Confente. A inizio ripresa il raddoppio degli Amaranto su calcio di rigore concesso per la trattenuta di Silvestri su Dumbia e trasformato da Bellone. La cineteca e il tris di Strambelli, pallone bella da fuori area che scavalca Pisseri e lo fa esplodere il Granillo. La viterbese prova a scappare ma la vibonese risponde. Nel primo tempo gli ospiti sfiorano il gol con Obodo che di testa colpisce il palo. Poi nella ripresa il vantaggio laziale siglato da Polidori che svetta a centro area e batte Zaccagni. La punizione di Scacca Barozzi riporta il risultato in parità. La vibonese cresce ma incassa un altro gol su azione personale insistita di Bismarck che entra in area e trova di nuovo vantaggio. E ancora Scacca Barozzi a propiziare il definitivo pareggio dei calabresi. Stavolta però il calcio di punizione serve a guadagnare il rigore che Obodo trasforma nel prezioso punto playoff. Ancora più rocambolesca la gara tra Rende e Cavese. I biancorossi stavolta segnano e come, ne fanno 3 contro i campani in soli 26 minuti. Già in avvio Negro e Goretta mostrano un'ottima vena, ma è Aua a sbloccare il risultato entrando in area di sinistra e scaricando in rete. Il raddoppio è immediato, Viteritti sfonda a destra e Negro deposita alle spalle di De Brasi. Il Rende travolgente costruisce altre palle gol fino al tris firmato ancora da Michael Negro. Partita chiusa neanche per sogno. Poco dopo la mezz'ora Fella accorcia le distanze approfittando di un'incertezza del reparto difensivo. Nella ripresa i biancorossi hanno la possibilità di chiudere il match, ma Goretta non riesce a battere De Brasi dagli 11 metri. Nel finale si concretizza la beffa. Il Rende si schiaccia e la Cavese trova la seconda rete ancora con Fella. Nel recupero Bacchetti pareggia i conti, completando la rimonta in una gara che i biancorossi avevano in pugno fino a 4 minuti prima. Allora, c'è una nota del presidente del Rende Calcio che passo subito a leggere, che ringrazia la società della Vibonese. Il presidente Caffo, ospitalità, dice Fabio Coscarella, che salutiamo, impeccabile, sentirsi a casa anche giocando in un altro stadio. È stato questo lo stato d'animo che ho vissuto in queste 2 domeniche che il Rende è stato costretto a disputare le gare di campionato lontano da Lorenzon. Ad affermarla appunto il presidente Fabio Coscarella, che dice ancora: conoscendo le persone non ho mai avuto dubbi sulla cordialità e sincerità dei rapporti, prima umani e poi sportivi, un comportamento che va fortemente elogiato e che per quanto ci riguarda rappresenta un sano e costruttivo spirito di collaborazione in una regione, in un mondo, quello del calcio, che spesso vivono di egoismi e autoreferenzialità. Mi pare che sia stato chiaro. Vittorio Scarpelli, il presidente Coscarella, poi di questo ne parliamo. Allora subito chiamiamo in causa mister Modesto, insomma non sa più vincere, caro Cicci. 3-0, lo diceva Gianluca Pasqua, partita finita, per carità, no, perché poi si è riaperto tutto, ho visto 3 colpi di testa. No, raccontarla è difficile. È difficile raccontarla, 3-0, avevate giocato un ottimo primo tempo. Nel video il primo tempo abbiamo avuto altre occasioni, perché ci è capitato di andare 1 contro 1 col portiere, vabbè, si sbaglia, però era una partita che ormai era in cassaforte, cioè non pensavo mai che... Ma perché non ci davano nessun tipo di sentore che potessimo perdere una partita, pareggiare una partita del genere, perché l'abbiamo dominata dal primo minuto fino all'ultimo praticamente. Cioè l'ultimo gol, il 3-2 l'abbiamo preso all'88esimo, quasi all'89esimo, su un calcio d'angolo nostro, era quasi finita la partita, e poi da lì perdi palla, li mettono di nuovo dentro, loro erano tutti là, abbiamo perso questo
che poi è un difensore che era andato in attacco e ha fatto gol proprio lui di testa. Quindi su 3 cross abbiamo preso 3 gol. Infatti questo abbiamo notato. Purtroppo è così, è brutto raccontare determinate partite, perché poi dopo i ragazzi veramente fanno delle partite straordinarie, anche quando abbiamo subito delle sconfitte. Veramente col minimo dispensabile le squadre magari hanno portato punti a casa. Ed è brutto poi dopo andare a lavorare con dei giocatori che si vedono magari giustamente agguantati all'ultimo secondo. Anche all'andata purtroppo noi abbiamo perso 4 punti con la Cavese, perché anche all'andata all'ultimo secondo ci pareggiarono 1-1 all'ultimo secondo, e anche ieri purtroppo è successo. Cominciamo così. a dire questo, che Rende è una squadra giovane, eccetera, ecco, ci sono delle lacune, nel senso che poi insomma un giovane ti dà tanto, però è anche nel corso di una gara, nel corso di un campionato. I giovani che voglio dire, stanno crescendo, stanno maturando. La squadra è una squadra che per tutto il campionato a me personalmente mi ha sempre soddisfatto, sul piano del gioco, sul piano dell'impegno, sulla determinazione che hanno avuto. In qualsiasi campo si giocava, perché anche fuori casa l'atteggiamento non è mai cambiato. Io per esempio ho visto la partita di Reggio Calabria su Rai Sport, Regina Rende, e lì praticamente avete preso gol nel vostro miglior momento, perché ho visto che è una squadra che giocava a calcio, la Regina lì era un po' stordita. Sì, no, ma questo è quello che un pochettino mi lascia fa rabbia. un po' l'amaro in bocca. Sì, mi fa rabbia per questo motivo, perché poi dopo alla fine veramente abbiamo perso tanti punti per episodi che si potevano evitare, no? Perché poi dopo io a questi ragazzi non gli posso dire veramente nulla, per come lavorano, per come si impegnano, per come sono professionali, dal più grande al più piccolo. E poi il vantaggio è di una società che ti lascia sempre tranquillo, che ti fa lavorare bene, dove c'è gente che lavora, che è competente perché sa scegliere i giocatori, specialmente nei giovani, che non è facile. E quindi questa è la fortuna. Senti, ma prima di dare la parola agli altri 2 ospiti di replay di questo pomeriggio, io volevo farti una domanda. Minelli mi pare che sia passato ormai al Parma, no? Sì. È passato al Parma, quindi c'è qualche altro secondo te giocatore in questo tuo Rende che il prossimo anno potremmo vedere militare in una squadra almeno cadetta di Serie B? Secondo me giocatori interessanti. Ecco, interessanti, giusto. Normale. Di Germinio non se ne è parlato per niente, è un 98. È un giocatore che struttura, è il vero difensore, perché comunque alla fine difensore destro, no? Difensore destro, c'ha struttura, è bravo di testa, ha grande personalità a portare palla, è uno che non ha paura a creare superiorità numerica, quindi c'ha grande personalità, è molto attento, molto concentrato. Penso che sia uno dei giovani difensori destri di questa categoria più forte. Dell'età sua, perché è un 98 che secondo me può ambire a giocare in altri palcoscenici. Allora, Vittorio Scarpelli, prima di andare in pubblicità vorrei sentire sia il tuo parere che quello dell'opinionista di Aldo Cennamo. Tu hai seguito e segui il Rende per Gazzetta del Sud, hai visto tutte le partite in casa? Le partite quando come inquadri anche quello che ha detto il mister Modesto fin qua? Intanto non è facile, come diceva giustamente il mister, spiegare una partita del genere, che era chiusa in cassaforte. Non è la sola però. Non è la sola. Perché poi c'è stata una fila, mi ricordo, diciamo un fil rouge di questo campionato che è netto del Rende. Rende è una squadra che non ha timore a fare gioco. Lo ha detto il mister e questo è vero, dentro, fuori non fa differenza. Sì. Questo purtroppo però ha la coperta è un pochino corta, perché chiaramente si rischia qualcosina in più, però i punti persi dal Rende sono dovuti probabilmente anche a una sorta di situazione che si è creata. Quando non si riesce a vincere una partita è difficile presentarsi la partita successiva e quella ancora dopo. Non è facile in questa fase. Di buono c'è che Rende, il mister lo ha detto, è un ambiente che non dà pressioni.
i playoff sono ancora alla portata, non dimentichiamoci che il Rende comunque, anche se ha un calendario non facilissimo, però incasserà i 3 punti pure della Matera. del Matera. È chiaro che quando si ha a che fare con i giovani, ad esempio con i portieri, qualcosina, anche il primo gol mi pare, mister, se non ho visto male, non mi è sembrato abbastanza certo pure il portiere, non è mai facile. Certo è che bisogna chiaramente insistere su questa strada, il mister non mi sembrano di quelli che adesso si mette a 5 solo perché le cose, magari i risultati non arrivano. No, benissimo. No, un attimino vi stoppo perché ci chiedono la linea dalla regia per la pubblicità, poi il dibattito è diventato interessante, ne parleremo nella terza e ultima parte. Restate con noi, linea alla regia, pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza ed ultima parte del replay, allora aveva parlato Vittorio Scarpella, aveva inquadrato il Rende, voleva rispondere l'allenatore Modesto a quello che aveva detto Vittorio Scarpelli. Completa, perché ha visto tante partite del Rende, purtroppo è poco visibile la Lega Pro, e quindi però il campionato è un po' strano, perché nella prima parte siamo stati molto spumeggianti anche di risultati, la seconda parte del campionato sia per demerito nostro e sia perché magari la Dea Bendata non ci ha dato quello che ci doveva dare, e quindi è successo questo. Però noi, l'unica strada che noi conosciamo, io per primis, è il lavoro, perché sugli errori noi dobbiamo migliorare, quindi anche i calciatori stessi, quando ci sono degli errori, si porta sempre per migliorare, perché se uno non sbaglia non migliorerà mai. Quindi... Aldo, allora... Dimmi qualcosina, non è facile. Poi andiamo a parlare di Catanzaro, Reggina, un po' delle altre calabresi, prima di andare a vedere il prossimo turno e il prossimo turno della Serie B. Penso che non è facile, innanzitutto cominciamo a dire che non è facile giocare in un campo neutro, già perché il pubblico è quello che è. Il Presidente Coscarella ha ringraziato appunto il Presidente facile, Caffo. quindi per cui anche questo è stato... Tornerete, Ciccio aveva fatto questa domanda, scusami, tornerete a giocare prima della fine del campionato a Lorenzon? Penso, siamo fiduciosi che contro il Trapani che poi sarebbe l'ultima di campionato per voi? L'ultima di campionato per noi in casa, sì, quindi perché poi giochiamo contro la Viterbese fuori casa. Partiamo da questa premessa, che poi il Rende in questo momento sta sprecando qualche partita, è la verità, è partito benissimo. Abbiamo fatto tutti gli elogi a mister Modesto, e glieli facciamo tuttora perché ci mancherebbe, bravo e preparato. Poi giocare, stare in un ambiente dove il pubblico è scarso non è facile per un allenatore. Però questa sconfitta del 3-0, onestamente, mi sento di dire che c'è stato questo pareggio di 3-3, quando vinceva 3-0, mi sento di dire che c'è stato, secondo me, nel finale un po' di qualcuno si è distratto, un po' di distrazione, forse le motivazioni sono venute meno, intanto 3-0 ce l'abbiamo già fatta, poi è venuto il 3-1, però le partite, come giustamente dice il mister, si giocano fino al 95esimo, quando l'arbitro non fischia, bisogna stare attenti. La classifica purtroppo è la classifica che ancora sorride il Rende, mi farebbe piacere che alle 3 squadre che ci sono già nei playoff dei calabresi solamente Catanzaro e Vibonese su 2 squadre si potesse poi aggiungere il Rende, però è difficile. I giovani stanno lanciando giovani, stanno mettendo in campo giovani, lui con i giovani ci sa fare, perché lui è un professionista serio, uno che è capace, un allenatore giovane che si sta facendo a Rente vedere molto bene, gli auguro tanta fortuna, però i giocatori ci devono mettere qualcosa in più, perché veramente il Rente non merita di queste sconfitte, questi pareggi, ma merita altri risultati, perché quando c'è l'impegno del mister, come dice lui, dei giocatori e della società che si sta impegnando al massimo, pagando gli stipendi, sacrifici, tutto quello che si vuole, c'è bisogno dell'impegno di tutti. Se c'è l'impegno di tutti, il Rende potrà in queste ultime partite ricominciare di nuovo ad essere la squadra che abbiamo visto
all'inizio del campionato, altrimenti deve fare le cose, deve cercare di gestirci in questa maniera e finendo il campionato valorizzando qualche giovane e mettendo sul mercato qualche cosa che gli serve per il prossimo anno e prepararsi per il prossimo anno. Però gli auguro tanta fortuna, insomma. Facendo un po' di minutaggio, non è facile, facendo il rende in effetti. Vittorio, allora le altre calabresi di Serie C, partiamo dal Catanzaro che ha vinto per 3-0 ieri, però era stato mandato anzitempo negli spogliatoi Aquilante della Sicola Leonzio, e poi la Regina che nessuno per la verità si aspettava questo risultato così rotondo, contro il Catania per 3-0. Sì. E poi la Vibonese 2-2. Dicevamo che sono due squadre in questo momento calabrese nei playoff, ossia Catanzaro e Vibonese. Mentre il Rende ha 4 punti, mi pare, no mister? Sì, ha 4 punti, mentre la Regina è ancora più dietro. Per via chiaramente poi della penalizzazione. Io credo che il Catanzaro debba pensare adesso già a quello che sarà dopo. Alla posizione nei playoff. Esatto, sì. Quindi poi a quel punto non è facile pensare a quello che arriverà sapendo che in teoria ancora si potrebbe fare qualcosina, però deve farlo necessariamente. Ai playoff, lo ha dimostrato il Cosenza l'anno scorso, arriva meglio chi è in rincorsa. Quindi io penso che la stessa Vibonese, chiunque là dietro, lo stesso Rende qualora rientrasse, abbiano anche delle chance, perché chi arriva vincendo le ultime gare, lo è stato, ripeto, per il Cosenza, ha uno sprint diverso. Quindi adesso non è in una situazione facile il Catanzaro di dover gestire, tra virgolette, per arrivare in forze ai playoff, però obiettivamente la squadra sta producendo gioco e punti. Per quanto riguarda la Vibonese, forse troppi infortuni ci sono stati nell'ultimo periodo a Catanzaro. Ripeto, sarà importante recuperare questi giocatori nel momento chiave. La Vibonese ha preso un punto di platino, anche per come è arrivata, abbiamo visto anche le sul calcio di rigore, sui titoli di coda. Sì. Per quanto riguarda la Regina, chiaramente sta giocando anche su campi extracalcistici, quindi questo non l'agevola, ma l'orgoglio e i giocatori di cui dispone l'organico Amaranto hanno fatto la differenza contro un Catania che è assolutamente l'incarnazione di questa contraddizione tra Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché è proprio una squadra che può mostrare qualsiasi volta. C'è stato anche un battibecco fortissimo tra Marotta e Novellino, poi Marotta ha chiesto scuse. Non è semplice, anche perché poi Novellino è uno di quegli allenatori, il mister lo sa, che se le cose vanno bene è un acceleratore. Se le cose vanno male non è simpaticissimo magari all'interno di uno spogliatoio, è uno che si fa valere. Penso che la Regina chiaramente non ha indietro per i playoff, non ha moltissime chance, però chiaramente ha lanciato un segnale importante con questa vittoria contro una squadra che in teoria era tra le favorite. Benissimo, allora mister, per quanto riguarda la parte alta invece tu vedi ormai la Juve Stabia, visto che c'è una partita in Juve Stabia ancora mancano tante partite, e poi se non mi sbaglio c'hanno ancora lo scontro diretto proprio contro il Trapani, quindi secondo me lì sopra è ancora tutto aperto. È bello perché poi fino a fine anno si giocano tutte le partite, quindi è un campionato comunque strutturato bene. Quindi... Delle altre calabresi cosa mi dici, mister? Squadre, il Catanzaro, vabbè, si sa che è una squadra comunque che con mister Oteri, giocatori comunque di categoria importanti. Mi aspettavo magari qualcosa in più, però ancora, come anche per il Catanzaro, è ancora lunga, ancora ci sono punti in palio. Per la Regina invece c'è stato un cambio radicale da gennaio, dove si è cambiato, quindi sia ogni ripartenza poi ha bisogno dei suoi tempi, totalmente nuovi, società nuova, allenatore nuovo, giocatori nuovi, quindi ci vuole un po' di tempo. Invece la Vibonese è la squadra che è una squadra che è tosta da affrontare, è una squadra con un mister che comunque conosco perché l'ho avuto anche io come allenatore. Vabbè, è uno navigato, esperto. È uno molto esperto. Nevi Orlandi. E c'ha anche giocatori comunque che in determinati ruoli fanno anche la differenza. Aldo, allora due paroline sulle squadre calabresi e poi andiamo a vedere Enzo Leonetti se mi prepari il prossimo turno della Serie C, grazie. Abbiamo detto del Catanzaro che in effetti secondo me si sta preparando ai playoff, perché penso che la lotta, come diceva il mister, tra Juve Stabia e Trapani ancora è lì aperta, e quindi, però le altre squadre secondo me si preparano per arrivare a un posto, diciamo, buono. Tu sai benissimo che nei playoff quello che conta poi è il piazzamento
per arrivarci. La Vibonese è una lieta sorpresa, come tutti abbiamo detto, sta facendo un cambio, c'ha una bella società la Vibonese, società importante. Cioè, guarda, in questa categoria, Franco, è tutto difficile, perché qui si gioca veramente con pochi spettatori, qui ci vuole veramente amore per quanto riguarda amore, passione, perché uno che fa il presidente di una squadra di Serie C, se non ha poi la capacità, la forza all'ultimo di prendere 4-5 giovani e di mettere sul mercato, ci rimette soldi, se lo fa perché gli vuole bene, per il colore sociale, perché la città lo chiama, perché le istituzioni sono presenti, c'è tutto un discorso a monte che va fatto. È chiaro che adesso bisogna capire quale squadra andranno ai io mi auguro che il Rende ce la faccia, perché ancora, giustamente come diceva Scarpelli, c'è questa partita col Battel, poi 3 punti sono importanti, cioè, basta che tu fai 2 partite, fai 6 punti e ti trovi dall'altra parte della classifica e sei nei playoff, perché siamo lì. Ci sono squadre che secondo me alla fine potrebbero anche riscendere e qualcuno che sta dalla parte destra potrebbe andare dalla parte sinistra. Cioè ancora è tutto da giocare, speriamo che, io gli auguro al Rende e alle squadre calabresi di fare i playoff e di trovare il prossimo anno in Serie B un'altra squadra calabrese, perché i derby servono non solo per fare cassa, ma perché il tifoso quando c'è un derby si entusiasma e si anima. Miglior piazzamento possibile, allora il nostro augurio per le squadre calabresi. Enzo Leonetti, me lo mandi il prossimo turno per cortesia della Serie C? Eccolo là, dovrebbe essere questo. Allora, Bisceglie Juve Stabia, Casertana Rende, diremo 2 paroline sulla Casertana perché come diceva il mister è in autogestione questa squadra. Ieri ci sono state delle dichiarazioni un po' forti nel dopo partita di Pascali, ex difensore del Cosenza. Cavese Catanzaro, Matera Monopoli, Rieti Regina, Sicola Leonzio Siracusa, Trapani Viterbese, Vibonese Paganese, Francavilla Potenza. Paganese io la vedo spacciata, mister, comunque, al di là di ogni cosa. Sì, vabbè, ma no, i punti di distacco sono notevoli. Perché il giorno d'andata non l'ha fatto benissimo, Vibonese però Paganese sulla non ha mai mollato fino ad oggi, quindi... C'è De Sanzo ancora a Pagani? No, non più. Non più. Va bene, allora, il Rende che giocherà, abbiamo detto, a Caserta. La Casertana è una situazione un po' particolare quella di Caserta, ha lasciato il presidente, la società non c'è. Anche all'andata era successo un attimino qualcosa di strano con noi, poi qualche scossone. È finita male per noi, perché ogni volta che succede sempre qualcosa dà una scossa sempre ai giocatori, perché poi dopo accendi proprio l'orgoglio del calciatore, quindi non troveremo neanche un ambiente così sereno. Non troveremo sicuramente una Casertana rinunciataria, sicuramente giocheranno per vincere la gara, quindi non sarà facilissimo. Voi giocherete alle 18:30 a Caserta? Sì. 18:30. Quindi non sarà una partita molto semplice, sappiamo che è una squadra costruita per vincere questo campionato, però per tante vicissitudini non ci sono riusciti, sono nella zona playoff. Sappiamo il valore che hanno Castaldo e tutti gli altri giocatori che ha la Casertana. È una rosa importante. E quindi c'è ancora Blondetta a Caserta, o no? Blondetta è ancora a Caserta? Sì. C'hanno una squadra molto esperta, una squadra che di categoria, oppure qualche giocatore di categoria superiore sicuramente, e quindi ci aspetterà una bella partita. Allora, io volevo parlare di queste dichiarazioni proprio di Pascali, perché praticamente lui si è presentato, ha avuto, diciamo così, ci ha detto, ci ho messo la faccia, è andato in sala stampa dopo la gara e in effetti ha detto, dice, è una situazione vergognosa, è riferito a se stesso e a tutti i propri compagni. Dice, io sono venuto qui in sala stampa, ci ho messo la faccia, però dobbiamo reagire, eccetera, eccetera. Anzi, se trovo proprio l'agenzia... Non è un giocatore che parla mai a caso, evidentemente ha ritenuto opportuno lanciare questo messaggio alla squadra. C'è una notizia dell'ultima ora, accordo fino a giugno con Pokesci, la Casertana, ecco, è arrivato in questo momento, quindi Pokesci, il nuovo allenatore della Casertana, ex Ternana, quindi ecco, vedi, troverete un nuovo allenatore. Pokesci è un allenatore un po' particolare, lo ricordo anche nelle dichiarazioni dello scorso anno. Come no, me lo ricordo. Sì. Allora dicevi, Vittorio, sì, una situazione sicuramente particolare, e quindi ha ritenuto opportuno dire un po' di cosette col suo stile, che è sempre molto incisivo. Come siamo vergognosi noi della Casertana, serve un bagno di umiltà. Questo è quello che... allenatore mi pare che cambia. A Caserta? Pare di sì. Fontana?
Sì, Fontana c'era prima, giusto? Sì, è il terzo. Pocesci poi è un tipo particolare, però al di là di questo dice bene il mister, non trovando un ambiente sereno, ma questo per diciamo cercare di dare un po' di motivazione in più pure ai biancorossi è un'arma a doppio taglio per loro, perché il primo passaggio sbagliato, tu mi insegni mister, il pubblico sicuramente inizierà a rumoreggiare. Bisogna essere bravi a impilarsi nelle pieghe di questa polemica che è in atto lì a Caserta. Non sarà facile, ma penso anche che sia la partita del destino per il Ren, nel senso che in caso di punti, perché no, si riaprirebbe anche uno scenario diverso, chiaramente noi glielo auguriamo. Benissimo. E allora niente, qui arriva una notizia dal Cosenza Calcio, perché proprio da oggi pomeriggio è aperta la prevendita per Cosenza Palermo, che ripeto si giocherà sabato prossimo alle ore 15 al Marulla, e in più abbiamo delle immagini, perché il presidente del Cosenza Guarascio insieme alla società hanno regalato un defibrillatore praticamente al comune di Parenti, che poi è diciamo il paese dove è nato il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio. E insomma, andiamo a vedere le immagini di questo defibrillatore che è stato regalato appunto al presidente del Cosenza Guarascio al sindaco di Parenti. Questo è il palazzo appunto municipale di Parenti. Ecco qua, il presidente del Cosenza Guarascio, che ha avuto anche la cittadinanza mi pare onoraria, ed è stato regalato questo defibrillatore, una nobile iniziativa, caro Vittorio. Se vuoi aggiungere qualcos'altro. Sì, il Cosenza negli ultimi anni è cresciuto molto vicino al sociale, un po' come il Rende, Sì, vero. Sono due società molto attente. Il Cosenza da questo punto di vista è decollato pian piano, sono diciamo proliferate queste iniziative. Poi il presidente Guarascio per ovvi motivi è molto legato a Parenti, lì è davvero... Dove è nato, insomma. Sì, assolutamente, ma è anche molto ben trattato lì a Parenti, e lui ne approfitta con queste iniziative delle volte anche di tornare lì. Ecco il defibrillatore, insomma, che è stato regalato al comune appunto di Parenti, dicevo, una nobile iniziativa da parte del presidente del Cosenza Eugenio Guarascio e dell'intera società rossoblu. Aldo, dimmi due cosine, proprio se vuoi aggiungere qualcosa. Andiamo a vedere, poi siamo in chiusura il prossimo turno, che sono partite veramente interessanti per quanto riguarda la Serie B. Fa parte di una cosa che il Cosenza ha incominciato a fare da qualche tempo. La società incomincia diciamo anche a uscire fuori dalla città, se ne va nella periferia, adesso in provincia, va in provincia. In effetti sono cose importanti e portano anche consensi e pubblico, perché poi questi qua, i tifosi, abbiamo visto quanta gente c'era. Cioè, voglio dire, è una società, il Cosenza, che ha incominciato finalmente ad essere una società strutturata, una società importante, una società che incomincia anche a programmare per quanto riguarda il futuro, ha messo le basi, ha rinnovato alcuni contratti importanti, sta per rinnovare altri contratti. La partita di domenica di sabato col Palermo ci vedrà sicuramente uno stadio pieno, si parla di 13.000 persone, caro Franco. Ci sono già i biglietti. La proiezione sì, leggo subito il comunicato. Il Cosenza Calcio comunica che è attiva dalle ore 16 di lunedì 25 marzo la prevendita per la gara Cosenza Palermo, valida per la 30ª giornata del campionato di Serie B, in programma al San Vito Marulla alle ore 15 di sabato 30 marzo. Si informa che al momento sono disponibili tagliandi dei settori indicati nel presente comunicato, cioè tutti i settori tranne la curva nord. Catena, a causa dei lavori in corso, non sono al momento disponibili. Finisco per dire che è una partita importante, per cui c'è tutto adesso un discorso, perché il Cosenza nel momento in cui raggiungerà questa salvezza è come se ha vinto il campionato, e quindi incomincia anche a programmarsi, perché fra un anno, nella prossima stagione, il Cosenza dovrà essere una squadra protagonista per cercare di dare questa benedetta. Hai letto la classifica degli incassi? Avete letto la classifica degli incassi? 1 milione di euro, mi pare, con il Palermo arriverà a staccare il tagliando, caro mister Modesto, di 1 milione di euro? Sì, siamo tra i primi, diciamo, tra le prime squadre che ha avuto questa fortuna. Franco, fino alla fine del campionato, in queste 4 partite in gara, il Cosenza avrà necessità del suo pubblico, perché la salvezza passa dal San Vito, Franco, questa è la verità. Enzo Leonetti, mi mandi per cortesia il prossimo turno della Serie B, che vedrà il Crotone
giocare a Carpi, uno scontro diretto per la permanenza in Serie B, e il Cosenza, dicevamo, in casa contro il Palermo. Eccolo qua, Ascoli-Benevento, Vittorio, poi facciamo praticamente una zoomata sulle partite più importanti. Brescia-Foggia, un testa-coda non di poco conto. Carpi-Crotone, ne abbiamo già parlato, Cittadella-Padova, Cosenza-Palermo, Cremonese-Verona, anche qui un testa-coda con la testa. Lecce-Pescara, questo forse è il match clou della giornata. Perugia-Livorno e poi Salernitana-Venezia. Salernitana-Venezia. Cosa vogliamo dire, caro Vittorio? Io non darei troppo per scontato la vittoria del Brescia con il Foggia, perché questo è un campionato, è stato detto più volte prima, quindi questi testacoda non hanno assolutamente l'esito scontato. Partitissima sicuramente Lecce-Pescara, e permettimi, Cosenza-Palermo sarà anche una bella partita, anche da un punto di vista spettacolare, perché sono due squadre che giocano al calcio e sicuramente ci faranno divertire. Io penso che sentiamo Aldo, e poi volevo io penso anche che la partita che a Modello. me più interessa è Salernitana-Venezia. Se la Salernitana dovesse battere il Venezia, ancora di più si accorciano i punti per restare. E poi Carpi-Crotone, una partita difficile. Se il Crotone a Carpi dovesse fare i 3 punti, allora a quel punto diciamo che le squadre spacciate sono Carpi, Padova e probabilmente qui ti volevo. E Foggia, secondo me. Qui ti volevo. E poi il Foggia, secondo me. E poi c'è la quarta e la quinta, se lo giocano le squadre che sono lì a 32 punti, insomma. Questa è una mia impressione. Però diciamo che noi salviamoci prima noi e poi pensiamo agli altri. E io ricordo un po' a tutti che nel prossimo turno riposerà lo Spezia. Per quanto riguarda lo Spezia, ci sono state delle inchieste dei giornali sportivi nazionali sulla questione praticamente della tratta degli immigrati. Per quanto riguarda anche il ricorso fatto dal Livorno contro lo Spezia per la posizione, dicevano i dirigenti della squadra della società Labronica non in regola, eccetera eccetera. Sembra che l'ufficio tesseramenti, almeno questo è uscito fuori al momento, questo sono i rumors, dovrebbe essere tutto a posto, perché c'è stato l'ok da parte della Lega di Serie B, quindi dovrebbero essere, diciamo, rispediti al mittente, caro Vittorio, i reclami sia del Livorno sia del Benevento per quanto riguarda la posizione di Occherè, che è ben diverso invece, ma nel quale noi non vogliamo assolutamente entrare, il discorso penale, dove praticamente sia l'amministratore delegato lo Spezia sia il presidente che tutto il resto, insomma, sono stati indagati per quanto riguarda il discorso che sappiamo tutti e che abbiamo già trattato ampiamente nelle altre trasmissioni. Allora, Vittorio, dicevamo di questo Cosenza-Palermo, ne abbiamo parlato anche col collega Salvatore Geracci del Corriere dello Sport di Palermo, e poi naturalmente di Carpi-Crotone. Poi volevo sentire anche mister Modesto su questo. Rapidissimo, telegrafico, il Cosenza deve continuare abbiamo 2-3 minuti ancora. Il Cosenza deve continuare a muovere la classifica, quindi anche un pari chiaramente non si va mai in campo. Seguito anche gli allenamenti, sappiamo che Idda non è ancora pronto. Palmiero c'è fiducia. Sul Palmiero c'è fiducia, magari per una panchina. Io credo che magari non lo getterà nella mischia, per questo non escludo il 3-4-3 nella partita, perché poi lui questo tridente light, secondo te col tridente light leggero? No, il tridente light io me l'aspetto a prescindere. Come l'hai visto Litteri tu a Pescara? Io penso che il giocatore che beneficerà maggiormente della pausa sarà proprio lui, perché in effetti col Cosenza è stato gettato. Maniero bisogna capire come sta a livello psicofisico, perché gli attaccanti senza il gol faticano tanto. Litteri ha qualche chance in più, Maniero ne ha giocate già tante di gare, quindi io penso che Litteri sia pronto, ma non escludo che giocherà col tridente leggero anche contro. Senti un po', per quanto riguarda invece questo discorso di bassa classifica, mosso tu a vita mia, abbiamo detto delle Carpi di Castori contro il Crotone di Stroppa. Per il Crotone è una partita comunque determinante, al di là dei 3 punti, perché darebbe una fiducia diversa. Non vincere a Carpi contro una pericolante potrebbe condizionare un po'. Allora, mister Modesto, mi inquadri queste 2 partite delle calabresi, per cortesia, partendo da Cosenza-Palermo, che partita prevedi? Mi aspetto comunque una partita molto più facile, tra virgolette, per il Cosenza, perché il Palermo sicuramente vorrà fare la partita. Sì.
Invece da parte del Carpi, conoscendo l'allenatore, per il Crotone sarà molto difficile perché il Crotone andrà per fare la partita, invece il Carpi attenderà. Attenderà Castori, e poi riparte come sa fare lui in dove Cosenza e Palermo magari sarà una partita molto aperta, molto bella. E quella partita con il Carpi contro il Crotone sarà una partita molto tosta per il Crotone. Aldo, un minuto per te, abbiamo chiuso. Io ho qualche dubbio sul modo, secondo me il Cosenza giocherà, dipende come si schiera il Palermo perché ha due assenze importanti. Te l'ha detto di Falletti, di Ciocev. Io penso che il Cosenza dovrà assolutamente vedere come si sistema il Palermo e poi pensare al modulo. Io su questo 3-4-3 che dice Scarpello onestamente ho qualche riserva. Io vedo più un 3-5-2 secondo me, sì. perché bravo, bravissimo, perché sa se c'è Palmiero lo discorso, ma se non c'è Palmiero deve a centrocampo coprirsi sulle fasce e coprirsi, per cui secondo me, però questa partita giustamente come dice il mister è una partita che il Cosenza se la può giocare alla grande, perché il Palermo che poi alla fine deve fare, perché al Palermo servono i 3 punti, perché Brescia, Benevento, Verona stanno accelerando, e se il Palermo deve pensare a vincere, quando il Palermo si scopre il Cosenza potrebbe benissimo, colpire. Grazie, siamo arrivati al termine di replay anche per questo lunedì 25 marzo 2019, tutto da parte di Franco Segheto. Naturalmente vado a ringraziare il collega Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud. Grazie all'allenatore del Rende Francesco Modesto, in bocca al lupo sia per il discorso professionale di tecnico sia per il Rende per questo finale di campionato ad Maggiore. Grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo. Dicevo è tutto, noi ci rivedremo lunedì prossimo. È tutto, arrivederci.